Buon pomeriggio a tutti, siamo un numero significativo questo pomeriggio e siamo all'interno di questo contenitore Divagando Geografia e dintorni che così timidamente l'anno scorso abbiamo avviato come, chiamiamolo, luogo seppur virtuale, però di confronto non solo tra geografi ma soprattutto tra geografi e altri ambiti disciplinari, non solo interno all'Università di Udine, ma come vedete quasi sempre le persone invitate a parlare sono esterne, appartengono ad altri atenei o al di fuori anche appunto degli atenei, con l'idea proprio di far dialogare su temi che sono vicini alla geografia, che ci interessano, ma che possono essere occasione appunto di dialogo, confronto, incubatore di nuove idee. E siamo arrivati a questo secondo anno, questa cadenza mensile. eh, Abbiamo questo appuntamento e io ringrazio naturalmente, ma poi lascio a Mauro Pascolini la presentazione di tutte le persone che oggi andranno sia a presentare il volume, il loro lavoro, ma anche chi poi dovrà insieme a loro discutere e confrontarsi su questo testo e soprattutto sui temi che emergono da questo testo, La montagna che produce. E per non togliere spazio ulteriore, dico che il 4 marzo avremo già l'altro incontro, sempre di venerdì, sempre alla solita ora. In questo caso chiamiamo uno dell'Università di Udine e un responsabile dell'Istituto di Statistica Nazionale, però della sede appunto del Triveneto, per parlare della gestione dei dati all'interno della crisi pandemica, per cui con un taglio di tipo statistico e statistico territoriale. Vi saluto ancora e vi ringrazio e passo la parola a Mauro per continuare appunto a moderare il pomeriggio. Bene, allora in attesa che si colleghi anche uno dei Marco Bussone, presidente dell'UNCEM nazionale, che aveva dato la sua disponibilità e confermata anche stamattina a collegarsi, ma sappiamo poi gli impegni che a volte si intersecano con cose già programmate. Io ad esempio in questo momento sono in Laguna, a Venezia, perché sono impegnato nella sessione di esami del laboratorio città e territorio che ho condotto quest'anno con l'urbanista Paola Viganò. Ed è significativo che sia in Laguna perché il volume che andiamo a presentare oggi, ma non tanto la presentazione del volume in sé, ma quanto a discutere attorno e di montagna, nasce proprio da un'esperienza in Laguna. Infatti, in parte è una selezione degli atti del convegno, La montagna che produce paesaggi, attori, flussi e prospettive, che abbiamo nel 2018, nel giugno del 2018, fatto proprio partendo da Venezia e poi risalendo in senso contrario i tradizionali corsi e i tradizionali che caratterizzavano la fluitazione che dalla montagna andava verso la laguna, siamo poi risaliti in Comelico. Il convegno è stato organizzato da Rete Montagna, che è l'associazione che ho l'onore di presiedere pro tempore, e ringrazio molto dei componenti della rete a essere qui a condividere per noi questo momento importante, e co-organizzatori del convegno, oltre a Rete Montagna, questa rete di questa associazione internazionale di centro studi di ricerca sulla montagna che unisce associazioni, centri, ricercatori di tutto l'arco alpino e non solo, è stato coorganizzato insieme proprio all'istituto UAV, quindi l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, che in questo momento mi ospita nei suoi spazi,
e insieme alla Fondazione Comelico Dolomiti, centro studi transfrontaliero di cui è presidente Viviana Ferrario, che è una coautrice di questo ponderoso volume curato da Viviana Ferrario e da Mauro Marzo, che poi avremo modo di ascoltare. A discutere dei temi della montagna ho invitato la professoressa Cristiana Compagno, che ringrazio moltissimo della sua disponibilità, presa sempre anche lei tra mille impegni per diversi motivi. Il primo perché è carnica, ed è carnica di Rigolato, che è un paese dove si parla una lingua, una versione del carnico estremamente particolare, perché finisce con la O e quindi si caratterizza all'interno del panorama linguistico carnico. Secondo, perché è un economista e quindi entra in pieno a questo tema che noi abbiamo voluto dare allora sul tema della montagna che produce, e poi è stata rettrice dell'Università di Udine, una delle prime donne rettrici nel panorama delle università italiane, e che credo questo sia un altro valore aggiunto della sua presenza, perché può darci una visione che nel libro comunque traspare, che è quello del ruolo della donna, del ruolo del lavoro femminile in montagna, che molte volte è stato un punto fondamentale di resistenza e di permanenza nei territori montani. Cristiana sta seguendo poi insieme a me anche una serie di iniziative sulla montagna che l'Università di Udine sta mettendo in essere, e credo che questo sia veramente importante, coniugare quelli che sono i grandi temi che sono posti oggi dalla programmazione sia del PNRR, in cui forse la montagna non entra così forte come ci auspicavamo che entrasse, ma c'è tutta la programmazione della strategia nazionale delle aree interne, che vede i comuni montani interessati. In questi giorni le nostre regioni stanno facendo una corsa per presentare, qualche regione l'ha già chiuso, il bando sulla rivitalizzazione dei borghi, e molti dei borghi montani sono entrati a far parte di quella progettualità. E quindi fare una riflessione oggi sulla montagna, riprendendo anche quello che è stato un momento per tutti noi importante, che è stato l'incontro di Camaldoli, dove è stato definito quello che si è chiamato il manifesto per il futuro della montagna, andando a individuare uno dei temi centrali, che è quello che è il rapporto metromontano, il rapporto pianura-montagna. Tra l'altro approfitto qui di questa situazione per dire che poi l'Università di Udine è capofila di un PRIM nazionale che ha vinto il bando precedente, e dovremmo iniziare, penso, nelle prossime settimane a lavorare, che vede con un'intuizione veramente forte di unire università delle Alpi con le università dell'Appennino, e sono ben 7 università che per 3 anni indagheranno sui temi della montagna. E quindi credo che l'incontro di oggi sia particolarmente propositivo e importante anche come start-up, come momento iniziale anche di quel percorso, e per consolidare i rapporti, questa rete formale e informale che ci vede oggi, ahimè, a distanza. Noi abbiamo rimandato questa presentazione nonostante tutti i solleciti di Esther, che diceva quando presentiamo il libro, perché avevamo veramente la voglia, posso usare questo termine, di farlo in presenza.
perché dopo 2 anni di DAD, dopo 2 anni di incontri a distanza, pur avendo la possibilità di riunire in questo momento persone che sono dal punto di vista chilometrico distanti tra di loro attorno a questo tavolo virtuale, la presenza, soprattutto parlando di montagna, che credo sia un elemento essenziale. Allora noi dovremmo un po' ribaltare, credo, la scaletta, perché non mi sembra che Marco Bussone si sia ancora collegato, e chiederei proprio a Cristiana Compagno di... Ci sono, buonasera a tutti, ci sono, ciao! Ci sei? Ciao! Ecco. Ecco. Allora saluto Marco Bussone, riprendo, avrai sentito l'ultimo pezzo di intervento, Marco Bussone, giornalista, ma qui attentissimo ai problemi della montagna, amministratore locale, eccetera, eccetera. Noi qui l'abbiamo voluto soprattutto come presidente dell'UNCEM, questa unione dei comuni e delle comunità montane, punto di riferimento per quelle che sono a livello nazionale le politiche della montagna attorno a quegli altri grandi filoni che avevo già ricordato, dalla strategia nazionale delle aree interne al PNRR e a tutte le iniziative poi che le regioni mettono in essere. Allora, direi di rispettare in questo momento la scaletta iniziale. Ci troviamo qui appunto prendendo spunto dal libro curato da Viviana Ferrario e Mauro Marzo, La montagna che produce, che tra l'altro oggi è a disposizione per essere scaricato in open access sia dal sito di Rete Montagna, ma credo anche dal sito di Nimesis, che è la casa editrice che lo ha prodotto. Allora, entrando immediatamente nel discorso, volevo chiedere proprio a Marco qual è un po' oggi, in questo grande dibattito tra numeri, compiti che Mario Draghi assegna a tutti, preoccupazione di non rispettarli, finanziamenti che dovrebbero arrivare, che arrivano, linee di intervento in cui anche le università in questi giorni tra hub e spoke sono impegnate. Qual è un po' il ruolo o il peso o un po' il significato che la montagna assume in questo momento di programmazione e di grande interesse per le politiche territoriali? Beh, intanto mi sentite? Eccoci, buongiorno a tutti, grazie Mauro, Viviana, Mauro per questa occasione di incontro, di dialogo, di scambio di idee. Ci sono tanti amici che vedo collegati, a partire da Davide Pettenella, professore. Fatemelo ringraziare a nome di UNCEM, non è piaggeria, per il lavoro straordinario e importante che ha fatto con Alessandra Stefani, Raul Romano e tanti amici, e che ieri ha portato a un risultato, io credo, importantissimo per il Paese, l'approvazione e la stesura definitiva in Gazzetta Ufficiale della strategia italiana forestale. Guardate, è prezioso questo, meriterà un altro volume di quante pagine non lo so, ma meriterà un grande approfondimento culturale, politico, tecnico, operativo, perché va nella chiave, è perfetto per la chiave di oggi, per la montagna che produce. E cosa non sono le nostre foreste se non un luogo che produce servizi ecosistemici, beni, risorse, ovviamente anche nuova economia per questo Paese. Grazie Davide per il lavoro, è importante. Io voglio iniziare così, Viviana, se sei d'accordo, perché è la grande notizia di queste ore che gli enti locali hanno accolto, devo dire, con grande entusiasmo, perché era da tempo, forse dalla legge 158 sui piccoli comuni, quindi ottobre 2017, che non vi era un provvedimento di questo peso. Non deve passare assolutamente sotto traccia, proprio nella chiave di lettura che voi avete dato a questo incontro e al manuale che presentiamo.
La montagna è produttiva, deve essere produttiva per definizione, altrimenti non è montagna. E con tutti gli ingredienti che i territori hanno, a partire dal valore paesaggistico, dalla presenza dell'uomo, è comunità che produce. Io credo che questo, in tanti saggi, io non l'ho ancora letto tutto, ammetto il mio deficit, ma non l'ho ancora letto tutto, ma in tanti saggi di tanti amici, dal professor Barbera al professor De Rossi a tanti altri che dimentico e me ne scusano, Emanuela Ziglio e tanti colleghi, amici con cui condividiamo un percorso, emerge questo. La montagna è produttiva e per troppo tempo questo paese l'ha intesa invece soltanto come luogo di un po' di assistenzialismo. Non dobbiamo ritornare lì, non dobbiamo rischiare un ritorno al passato per cui qualche prebenda, qualche risorsa veniva data perché qualcuno rimanesse lassù. Guardate, lo dico perché c'è qualcuno anche nel governo, anche in Parlamento, anche nel mondo culturale, forse accademico, c'è forse qualche tensione a questo ritorno, come se bastassero soltanto le risorse economiche, portiamo a casa un po' di soldi e vuol dire che qualche cosa lo faremo se abbiamo un po' di soldi. Io credo che invece nella logica che avete dato a questa ricerca, questo lavoro che mette insieme saggi di persone con ruoli e compiti molto diversi, ci sia il filo rosso che dice quel territorio è produttivo e non è in competizione con altri sistemi produttivi del paese, ma è un sistema che produce reddito, opportunità, nuovo modo di vivere e anche di restare all'interno di un pezzo di paese, che ha saputo però, va rilevato, e lo rilevano anche alcuni dei saggi che sono presenti in questo testo, ha saputo negli anni inventarsi e reinventarsi. E a differenza di altri distretti produttivi e di altri sistemi economici del paese, ha saputo dare risposte prima di altri alle crisi. Guardate quello che è successo con la crisi ancora pandemica, dove le comunità sono state più, si dice oggi resilienti, se piace, non lo so, ma sono state capaci di dare risposte di non chiudersi, ma di essere aperte nel corso delle difficoltà dei primi lockdown e di questa pandemia che ancora continua. Lo hanno saputo fare con tanti sistemi, io dico, di fantasia amministrativa, di impegno dei singoli, di impegno delle persone. Questo essere comunità non è assolutamente banale in un paese in che oggi deve trovare delle destinazioni e degli approdi. Ha saputo il sistema montano, generalizzo e mi chiedo scusa, ma ha saputo con i suoi piccoli comuni, insieme al terzo settore, insieme alle imprese, dare risposte ad esempio alla crisi climatica quando ancora altri non avevano saputo rispondere. Il caso di Pomaretto che ieri abbiamo raccontato nella sfida alla crisi energetica così grave che viviamo, della quale forse anche come comuni non ci siamo ancora resi conto, perché anche lì negli ultimi giorni ci siamo limitati, molti si sono limitati a chiedere un po' di soldini, come se risolvere la crisi energetica è una crisi di sistema che gli economisti stanno provando ad affrontare, per risolverla bastassero un po' di soldini. I territori montani hanno risposto in molti comuni con sistemi di teleriscaldamento, con impianti a biomasse che non aumentano i costi a carico dei privati e delle imprese e hanno saputo in qualche modo essere protagonisti di un sistema che cambia, di un sistema economico in profondo cambiamento, che altri appunto distretti non hanno saputo cogliere in quel cambiamento e affrontarlo. Cosa sta succedendo è sotto gli occhi di tutti rispetto ai territori montani. L'attenzione crescente per il nostro sistema è evidente che è diversa, è completamente diversa rispetto a una decina o una quindicina d'anni fa. Nessuno si sarebbe mai sognato di avere un'attenzione anche mediatica sui sistemi territoriali e sulle geografie così forte come avvenuta, nessuno l'avrebbe immaginato. Eppure negli ultimi anni c'è stata un'attenzione positiva
verso quelle aree. Non sempre la politica ha saputo cogliere questa attenzione, i bisogni di quei territori espressi dai sindaci, attraverso anche organizzazioni come la nostra, ma dalle stesse comunità. E molto spesso la politica ha saputo poco dare risposte che invece i territori si sono dovuti immaginare. Se pensiamo ai livelli istituzionali, da quanto questo paese non riesce a riorganizzare il sistema istituzionale dei comuni, degli enti locali e a dire, come invece hanno fatto altri paesi europei, Francia, Germania, Austria, come hanno saputo disegnarsi, il nostro sistema politico non ha saputo disegnare e configurare un nuovo modello istituzionale. Invece sui territori dal basso sono nate molto spesso con mille fatiche delle risposte al campanilismo, al municipalismo esasperato che non risolve, anzi complica le problematiche. E per rispondere a una provocazione, alla domanda che si faceva cosa stiamo facendo e cosa sta succedendo, noi dobbiamo riuscire a orientare bene le risorse che sono a disposizione. Molti dicono sono tante risorse, mai arrivate così tante risorse. Certamente dal PNRR ci sono una serie di opportunità non banali, se penso alle comunità energetiche con un bando che si aprirà prossimamente, se penso alle green community, penso alle stesse reti di teleriscaldamento che il PNRR finanzia, alle risorse per superare il digital divide, che come sapete è uno dei problemi sui quali stiamo battendo di più per affrontare in maniera organica un problema di paese. Ci sono risorse nel PNRR. È chiaro che però se noi arriviamo a fare dei bandi come è stato fatto sul piano dei borghi, e io non vorrei più chiamarli così, ma se non arriviamo invece a dare un'organicità che dica come i paesi stanno insieme e come lavorano insieme in una dimensione comunitaria di valle, noi rischiamo di mettere un po' tutti contro tutti a portare a casa, nel cercare di portare a casa le risorse sul piatto, sul tavolo, che sono tante. Probabilmente sì, arriveranno altre? Sì, la nuova programmazione comunitaria prevederà delle nuove risorse, i programmi operativi regionali POR-FESR e FSE sono in fase di stesura, il programma di sviluppo rurale nazionale avrà delle opportunità, ma è del tutto evidente che, e non voglio farla lunga, che se noi siamo frammentati, e lo dico in primo luogo ai nostri comuni, non riusciamo ad affrontare le opportunità che arrivano, litighiamo fra di noi e il litigio, oltre alla solitudine dei sindaci, il litigio dei sindaci è uno degli elementi che è l'indebolimento, che determina l'indebolimento del sistema. Noi dobbiamo in primo luogo rafforzare le reti che ci sono, che siano le comunità montane nate nel 71, le nuove unioni di comuni piuttosto che gli enti parco. Ma allo stesso modo dobbiamo riuscire a dialogare con un sistema di imprese che nei territori può trovare luoghi dove investire. Noi dobbiamo riuscire a stringere un patto nuovo con il sistema delle imprese che vogliono rimanere sul territorio, che hanno dei sovraccosti da affrontare, che chiedono delle misure fiscali differenziate e dobbiamo spiegare al MEF che ci blocca ogni iniziativa sulla fiscalità differenziata e peculiare, quello che vuol dire stare sui territori e produrre sui territori. E come dobbiamo spiegare, in molti saggi emerge, dobbiamo spiegare perché la nostra PAC deve essere diversa rispetto alla PAC della Francia e della Germania, con le grandi superfici che invece nei nostri contesti italiani sono diversi, hanno caratteristiche nelle aree montane diverse, e investire quelle risorse della PAC premiando le imprese che fanno, che colonizzano pascoli piuttosto che foreste. Chissà se arriveranno i fondi sovrani, Davide, come qualcuno ci diceva anni fa, ad acquistare superfici forestali. Ma dove starà la nostra risposta? Starà nell'essere comunità. Io ripeto, e chiudo con questo, che le ultime grandi novità nel sistema produttivo, nella montagna che produce, che abbiamo registrato negli ultimi anni, sono quelle che hanno le comunità al centro. Comunità energetiche, come risposta anche alla crisi climatica ed energetica di queste ore, di questo tempo, cooperative di comunità che voi mi insegnate e nel saggio vengono in qualche modo più volte richiamate come luogo dove si maturano opportunità economiche ma anche crescita
delle stesse persone che vivono in quel luogo. Giampiero Lupatelli ci direbbe la crescita del capitale umano per valorizzare il capitale naturale. Mi piace questa immagine. Cooperative di comunità, comunità energetiche, associazioni fondiarie come risposta che nasce alla frammentazione. In queste 3-4 soluzioni che sono nate negli ultimi 10 anni, posso dire, io credo che c'è una risposta che dice come la montagna può continuare a produrre, non quella dei borghi che diventano resort perché ci abbiamo messo qualche decina di milioni di euro che arriva come manna da un ministero, non quella che vede appunto nei paesi un luogo di destinazione turistica e fa di alcuni pezzi di Alpi un'appendice dei quartieri urbani dove si vive meglio ed estendiamo lì tutte le criticità dei quartieri urbani, bensì una montagna che nelle Alpi, negli Appennini come nelle isole è fatta di paesi, e i paesi hanno luoghi dove ritrovarsi, hanno luoghi dove non essere soli, dove si affronta la speranza, dove si vive in una fiducia reciproca che io credo, scusate questa tensione verso un umanesimo nuovo, ma che non lascia soli e non lascia indietro nessuno. Io questo lo vivo nel mio paese e con me lo vivono molte persone, e io credo che in questo tessuto sociale e culturale matura una nuova forma di montagna che è capace di produrre e di essere inclusiva. In tanti pezzi di libro questo ritorna e mi sembra di buon augurio, un buon auspicio per il nostro lavoro futuro. Grazie. Grazie Marco per aver posto sul tavolo numerose questioni e poi per aver centrato alcuni degli elementi che anche tra di noi discutiamo, soprattutto questa idea di risolvere i problemi dei borghi montani trasformandoli in resort o puntando tutto sul turismo. Io adesso chiamerei in causa Cristiana Compagno, che da fine economista, qual è sempre attenta all'innovazione, anche alla tradizione, come dal suo osservatorio particolare, dalla sua esperienza, vive questa idea della montagna che produce. Anche in Cannes, ad esempio, abbiamo degli esempi di luoghi di fortissima innovazione, penso a Eurotech, penso al parco tecnologico scientifico Cannes Industrial Park, dove si fa innovazione, dove si diventa leader in certi settori, e dall'altro la montagna, tra virgolette, uso un termine che non vuole essere ambiguo o riduttivo, la montagna delle professioni tradizionali. Ecco, questo mix tra innovazione e tradizione, tra una montagna che produce però che offre anche, lo ricordava Marco, nuovi servizi ecosistemici, il ruolo delle foreste sarà centrale nel tema del cambiamento climatico. Ecco, chiedo a Cristiana, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, se può dirci qualcosa in merito. Grazie Mauro, grazie di questo invito. Davvero mi sono felice di interfacciarmi con voi, e questo coacervo multidisciplinare servirà ad andare avanti negli approfondimenti degli studi sulla montagna e delle proposte fattibili. Ho letto larga parte del libro, non tutti i contributi, e quindi complimenti a Viviana Ferrario e a Mauro Marzo per aver messo insieme contributi ed esperienze molto, molto interessanti. Di fatto le esperienze di successo in montagna vanno in qualche modo studiate e vanno approfondite. Ma io partirei da una riflessione generale e dopo andrò a fare due osservazioni di tipo economico, perché quando parliamo di montagna dobbiamo, secondo me, affinare qualche strumento di analisi dell'economia classica. Allora, la prima osservazione, che deriva anche da quanto ha detto Bussone adesso: le montagne non sono quindi una pianura mai riuscita, hanno una loro unicità, specificità,
non hanno bisogno di assistenzialismo, non hanno bisogno di rovesciamenti, di flussi di risorse a specifiche non ben destinate. E io ritengo che spopolamento, abbandono, desertificazione, contrazione, siamo di fronte a un fenomeno di grave contrazione delle montagne e del loro capitale umano. Si combattano sostanzialmente con cultura, con un approccio e un'attenzione scientifica alle dinamiche sociali, alle dinamiche demografiche, alle dinamiche ambientali, e si combattano con investimenti e progetti assolutamente, come si dice, mountain specific, cioè devo calibrare l'investimento sul tipo di montagna che ho di fronte. La Carnia, e anche all'interno della Carnia ci sono valli completamente diversi, la Carnia non è il Trentino Alto Adige e così via, potremmo elencare 1001 montagna con dei contesti particolari e delle specificità. Allora, veniamo al tema del libro, un tema che mi interessa da economista, come diceva Mauro, particolarmente. Quindi la montagna che produce. E questo innanzitutto parlare di montagna che produce significa, e questo è scritto molto bene nel libro, centralizzare la montagna, cioè dare una centralità alla montagna, renderla protagonista di attività di produzione di beni, servizi, servizi diversi, come potremo vedere, discutere molto. Quindi dare una centralità che in un'epoca come questa, e Bussone l'ha detto, di una geometria diversa di policentrismo, no? Dove le innovazioni stanno più nelle periferie, dove le periferie alimentano i diversi centri e diventano esse stesse centri, e la pandemia da 2 anni a questa parte ce l'ha insegnato. Ecco allora che la pandemia ha portato con sé un concetto sociale, antropologico diverso, che è quello del policentrismo, che è quello delle comunità, che è quello dei centri fuori dai grandi megacentri, che è quelli dei centri che sanno elaborare soluzioni attorno alle loro comunità. Dentro questa nuova geometria del policentrismo si inserisce, credo, questa attenzione anche scientifica più recente nei confronti della montagna. E dobbiamo noi, come accademici, come universitari, come studiosi, assolutamente, come dire, cavalcare quest'onda di interesse che non è solo scientifico, ma è anche di tutti i montanari e non montanari attenti alla, come dire, salvaguardia dell'ambiente, una salvaguardia che parte dalle montagne e certamente non parte dalla pianura, secondo i flussi discendenti, no? Di benessere o di malessere che arrivano alla società, che arrivano sempre storicamente, questo si è visto, dalle montagne. Allora torniamo alla montagna che produce. Beh, il primo tema, qual è l'idea di fondo? Come la montagna può essere un luogo di produzione. Chiarisco subito che non entrerò nello specifico perché il libro è ampiamente analitico ed esemplificativo. Voglio porre alcune questioni di metodo sul quale riflettere, questioni di metodo riflettere insieme. Ma può essere luogo di produzione, che cosa può produrre? Possiamo ragionare che cosa si può produrre in montagna, per chi si può produrre in montagna, come si può produrre in montagna e chi produce in montagna. Questo è un tema, voglio dire, che porta delle riflessioni importanti. Allora, fermiamoci un attimo, questi sono quesiti importanti che meritano ovviamente degli approfondimenti. Spostiamoci un attimo sul concetto di produzione. Un concetto di produzione che deve essere
deve tener conto della specificità della montagna. Allora, dal punto di vista economico, produzione è ogni attività che trasforma beni e servizi, ripeto, beni e servizi, quindi elementi tangibili o intangibili, in altri beni o servizi, quindi tangibili o intangibili, che hanno un'utilità complessiva migliore per la collettività. Quindi questo è un concetto importante sul quale riflettere, e attorno a questo concetto bisogna diciamo, fare un ragionamento che leghi questo concetto alla montagna. Quindi la produzione è una trasformazione di fattori produttivi che può avere diverse caratteristiche. Io posso combinare in modo diverso i fattori produttivi. L'output che ottengo deve avere un valore superiore, ovviamente, e creare un'utilità maggiore rispetto all'input che entra. Questo è il concetto sostanzialmente di produzione. Allora, dal punto di vista dell'economia classica, ed è su questo che vorrei portare con voi e riflettere con voi, quali sono i fattori produttivi che entrano in qualsiasi tipo di produzione? I fattori produttivi che entrano per realizzare la produzione sono capitale e lavoro. Capitale finanziario, è necessario fare degli investimenti, e su questo va fatta una riflessione: chi investe in montagna? Il pubblico, il pubblico e il privato insieme. Quindi capitale finanziario e capitale tecnologico, si dice tecnologia. La tecnologia può essere diversa, se produco, voglio dire, dei mobili c'è un tipo di tecnologia, se produco un servizio diciamo digitale avanzata c'è un altro tipo di tecnologia. Le tecnologie ovviamente sono. Quindi capitale e lavoro, quindi capitale finanziario, capitale tecnologico e capitale umano. Mettendo insieme questi elementi, che sono definiti fattori produttivi, io genero una produzione. Nell'economia classica questi due fattori si combinano in modo più o meno efficiente a seconda della struttura organizzativa nella quale sono inseriti, cioè a seconda del tipo di impresa, ma prescindono completamente dal contesto geografico o localizzativo nel quale sono inseriti. Ebbene, una prima declinazione per quanto riguarda i fattori produttivi, parlando di montagna, è inserire con forza un terzo fattore produttivo che ha la stessa dirompenza degli altri due, che è il contesto territoriale, il contesto specifico di quella parte di montagna in cui si realizza la produzione. Capitale, lavoro, contesto. Insieme questi tre fattori produttivi abilitano la montagna alla produzione. Significa infatti riconoscere quindi un'interdipendenza tra localizzazione geografica, ecco la vostra geografia che entra come fattore produttivo. No? È un fattore produttivo diverso a seconda del posto in cui mi metto. Se mi metto a Merano ho un fattore produttivo di contesto, se mi metto a Trento ho un fattore produttivo di contesto, se mi metto a Cortina ho un fattore produttivo di contesto, se mi metto a Rigolato ho un altro fattore produttivo di contesto. Ora, questi tre fattori produttivi devono combinarsi. Ma che cosa significa dal punto? Quindi, primo, cambia il paradigma della dinamica dei fattori produttivi per la produzione di montagna. Secondo, cambia il concetto di valore creato dalla produzione. Mentre nell'economia classica capitale e lavoro si combinavano per generare maggiore valore economico, quindi l'enfasi era posto sulla ricchezza, sul valore economico, innervando
una variabile che è la variabile di contesto, che parte e ritorna alla collettività, è chiaro che noi shiftiamo e aggiungiamo al valore economico un altro tipo di valore, che è il valore sociale e l'utilità collettiva creata da quella produzione. Ecco allora, faccio una breve parentesi, poi su questo punto voglio tornare. Non tutta la produzione è per la montagna e la montagna non è per tutte le produzioni. In altri termini, il contesto della montagna come fattore produttivo è assolutamente improduttivo e rifiuta insediamenti industriali copiati dalla pianura, ok? Perché il fattore produttivo di contesto è asincrono rispetto a insediamenti industriali, ok? E quindi la montagna non è per tutte le produzioni, ma chiama produzioni che siano capaci di creare valore, non solo economico, ma valore sociale che rispetta il contesto territoriale. L'interdipendenza quindi fra questi tre fattori produttivi ci porta a un concetto nuovo, un concetto che è stato introdotto abbastanza recentemente, non tanto recentemente, ma abbastanza recentemente in Italia, se ne parla poco, da Porter e da Kramer, che parlano di valore condiviso, cioè la produzione, io aggiungo in montagna, deve creare un valore condiviso. Che cos'è il valore condiviso? È il risultato non solo dell'equilibrio competitivo di nicchia, le produzioni in montagna sono tipicamente produzioni di nicchia o di servizi, ma anche il risultato del miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della comunità e del contesto in cui si realizza la produzione. Ecco allora che l'impresa in montagna viene valutata non solo dal punto di vista degli indicatori economici e deve essere valutata e premiata non solo per gli indicatori economici, ma anche per gli indicatori di impatto sociale e di benessere nella comunità. Sempre più l'economia contemporanea va verso l'affermazione di valori sociali e di equilibrio nel valore condiviso creato dall'impresa, che deve essere sempre più sostenibile. Ecco, mi pare che questi concetti di impresa sostenibile, di raggiungimento di valori condivisi e non solo valore economico, ma anche valore sociale e benessere della comunità, siano assolutamente nuovi paradigmi, che sono i paradigmi della nuova economia di questo millennio, che prima di tutti si leggono nelle nostre montagne. Un'altra, e mi avvio verso la fine con questa brevissima, insomma, riflessione. Un altro elemento importante è questo. Le produzioni fanno riferimento, come sapete, alla suddivisione di Clark, no? Cioè che parla di settore primario, di settore secondario, di settore terziario. Allora, settore primario abbiamo tutta la produzione diciamo agricola, agroforestale, no? Tutto ciò che si lega alla terra e che in qualche modo ha un'enfasi speciale in montagna. Settore secondario, dove abbiamo una produzione manifatturiera più o meno tecnologicamente evoluta fino ad arrivare al 4.0 e una manifattura moderna e contemporanea. Terzo, di terziario, sono la produzione di servizi, servizi tradizionali, servizi alle persone, servizi alla collettività e servizi fortemente innovativi. Ecco, per chiudere anche
sollecitata dalle domande di Mauro, ritengo che la montagna si collochi tra il settore primario e il settore terziario. Il settore primario contiene le tradizioni tipiche, le specificità di nicchia della montagna. Il settore terziario contiene l'innovazione, contiene il digitale, contiene lavori e produzioni che sono tipiche della definizione di servizio, no? Che possono essere, e rientrano non solo i servizi ad alta tecnologia, ma i servizi turistici, i servizi di accoglienza, i servizi ricettivi, che sono in definitiva tipici e producibili in montagna senza grosse barriere all'entrata. Chiudo insomma dicendo paradigma nuovo sulla dinamica e combinazione dei fattori produttivi. La centralità della comunità e del contesto genera un concetto nuovo di valore economico più ampio e che lo incorpora, che è il valore condiviso. Su questi elementi si devono progettare o si possono progettare attività produttive. Non bisogna andare alla ricerca di paradigmi diversi rispetto a questi, che sono dei moltiplicatori positivi in termini di potenzialità di sviluppo della montagna. Grazie, vi ascolterò volentieri. Grazie Cristiana e grazie anche dello spessore del tuo intervento che va a completare molto bene quello di Marco precedentemente, ma ci hai dato delle chiavi di lettura che i due autori che prenderanno la parola adesso, Viviana e Mauro, forse dovrebbero ribaltare il libro in qualche maniera che andiamo a presentare, no? Prossima volta ti chiameremo prima. Grazie veramente per la tua chiave di lettura e per le linee, le suggestioni, gli indirizzi che ci hai voluto dare. Adesso io darei la parola ai due coautori, co-curatori del libro, ma anche organizzatori del convegno da parte UAV insieme a Rete Montagna, che sono Viviana Ferrario, che conosciamo, geografa, Università UAV di Venezia, presidente della Fondazione Comelico, transfrontaliera, ma soprattutto grande studiosa di montagna, membra della rete, e Mauro Marzo, che è invece un professore associato in composizione architettonica e urbana, sempre presso lo UAV, ed è insieme a Viviana Ferrario coordinatrice del cluster Cult Land, paesaggi culturali, cultural landscape, e poi coordinatore anche di scuole di architettura che si occupano di paesaggio e di heritage. Quindi adesso chiedo a loro due come intendano intervenire. Credo che Mauro potrebbe parlare di progetto, prendendo anche suggestioni dai due interventi precedenti, mentre Viviana avrà già modificato 6 volte l'intervento che si era preparata. A te la parola. Grazie Mauro. Sì, diciamo che ho approfittato per non preparare niente, così posso improvvisare. No, scherzo, ho una traccia, ma sicuramente l'influenza dei due interventi precedenti si sentirà. Allora, permettete anche a noi curatori di ringraziare gli organizzatori, quindi prima di tutto Mauro Pascolini, presidente di Rete Montagna, per aver organizzato questo momento importante di discussione che mi sembra apra a una serie di questioni che appunto il libro solo tocca, se vogliamo, no? In maniera molto, come posso dire, così a volo d'uccello, e che invece richiedono, come è stato giustamente osservato, nei prossimi anni un affondo che potrà essere precisato, speriamo, anche nel PRIN appunto in cui siamo coinvolti. E poi ovviamente chi è intervenuto come discussant, perciò il dottor Cristina Compagno, per i loro contributi che mi hanno veramente entusiasmato, ho preso appunti quando ero all'università. Ecco, e poi vorrei
in parte sono collegati e senza i quali ovviamente non ci sarebbe stata né la discussione avvenuta durante il convegno appassionante né appunto il prodotto di questa riflessione successiva. E poi ovviamente un buon pomeriggio, un grazie anche a tutti gli ospiti collegati. Venendo diciamo all'oggetto del contendere, cioè appunto il volume che stiamo presentando, mi limito a dare veramente pochi dati che appunto soprattutto per chi magari non è ancora riuscito a scaricare il volume, che lo ricordo si scarica dal sito di Rete Montagna nella sezione news. Ecco, il volume raccoglie 24 saggi che sono stati elaborati da 40 autori che provengono dai più diversi campi disciplinari. Procedo senza video, spero Sì. mi sentiate. Ok. Dicevo, l'invitare studiosi provenienti dai più diversi campi disciplinari a colloquiare attorno ad uno stesso tavolo è un'attività tipica di Rete Montagna, che si distingue proprio per questo motivo e che è un modo anche per stabilire ponti tra discipline diverse, ponti che sono prima di tutto, diciamo, terminologici, giusto per cominciare, perché spesso tra discipline non condividiamo le stesse parole, gli stessi significati e le stesse parole. E la montagna è sicuramente un tema di ricerca che ci costringe a questo lavoro interdisciplinare. Ecco, quindi dicevo, gli autori provengono dai campi disciplinari più diversi: la geografia, l'economia, la sociologia, la storia, l'etnografia, l'architettura, l'urbanistica e più in generale le discipline progettuali. Il tema che il volume affronta, la montagna che produce, è quello che, come diceva il professor Pascolini, è stato sollevato per questo convegno Venezia Comelico nel 2019. E naturalmente l'obiettivo in quell'occasione, il tema del convegno è stato condiviso con il comitato scientifico, che saluto e ringrazio, molti dei membri sono collegati e appunto sono tutti membri di Rete Montagna, era quello di come dire, dichiarare la volontà che i territori di montagna dovessero essere osservati in un modo diverso, proprio dal punto di vista della loro dimensione produttiva. Come se questa prospettiva della dimensione produttiva nelle nostre intenzioni appunto fosse in grado di rovesciare lo sguardo e farceli osservare in modo differente. Perché in effetti oggi, o almeno negli ultimi decenni, nel pensare alla montagna, il fatto che i territori di montagna siano territori che producono è sostanzialmente un po' uscito dalla prospettiva comune, anche in termini proprio di politiche, ma anche in termini scientifici. E naturalmente si parla di territori produttivi non solamente diciamo nel senso che contribuiscono in parte non trascurabile al sistema produttivo del paese, ma proprio come diceva la professoressa poco fa, nel senso che sono nel produrre, sono utili alla società italiana proprio perché producono beni, servizi, idee e quindi appunto questa dimensione sociale della produzione e se vogliamo anche ambientale per certi versi, perché se pensiamo per esempio alle pratiche agricole che producono, ci sono non solo diciamo prodotti sociali ma anche prodotti ambientali, utilità ambientali e sia diciamo al pari ma forse anche più in certi casi di altre parti d'Italia che sono più fortunate dal punto di vista della loro localizzazione. Penso in particolare alle pianure, alle città e ai territori metropolitani. Questa, insomma, della produzione è una dimensione che tendiamo a dimenticare quando parliamo di montagna, una dimensione che è un po' scomparsa, specialmente negli ultimi decenni, soprattutto, come dire, nascosta, cancellata da quegli stereotipi che spesso applichiamo ai territori di montagna e che, di cui si nutre, no? un po' troppo la nostra cultura contemporanea. Ecco, il volume si articola in due parti. La prima parte offre uno spaccato di questo rapporto tra produzioni di montagna e territorio, quindi questo fattore produttivo territoriale di contesto di cui abbiamo sentito l'importanza, e dà voce ai produttori come soggetti privilegiati, che sono portatori di un'idea di montagna come luogo di lavoro, ma anche come luogo di vita, dove vita e lavoro sono evidentemente strettamente collegati. La seconda parte del volume invece raccoglie dei saggi che si confrontano con i dati e gli strumenti di governo che si occupano dei processi di trasformazione sociale e territoriale che sono stati spesso volano di trasformazioni e che oggi però hanno bisogno, diciamo, di un rinnovamento, no? Forse un rinnovamento che va addirittura nei presupposti stessi da cui muovono questi strumenti di governo, perché anch'essi rischiano di essere vittima di quegli stereotipi di cui ho appena. Allora, forse due parole su questi stereotipi è necessario dirla, perché spesso ci capita di leggerli nelle politiche, ci capita di sentirli dire, di leggerli sui giornali, nei libri, in tutto quell'interesse mediatico per la montagna a cui faceva riferimento il dottor Bussone.
C'è il tema della montagna, insomma, io nella introduzione parto dalle parole di Bernard de Barbieux, che nei suoi scritti osserva, e che era tra l'altro invitato al convegno e che ha scritto nel volume, e che nei suoi scritti osserva spesso che l'immagine territoriale della montagna, cioè l'idea che noi abbiamo di montagna, è un costrutto sociale e che è prodotto di tempo in tempo a scale diverse, spesso proprio ad uso e consumo di progetti di territorio che sono troppe volte promossi da, diciamo, da attori esterni alla montagna, quindi sono applicati alla montagna e servono dei progetti di montagna che di fatto sono di tipo esogeno. Ecco, spesso se pensiamo appunto a certi di questi stereotipi ci accorgiamo che questa affermazione è purtroppo vera. Pensiamo al tema della montagna abbandonata che apre ovviamente a una possibilità di sfruttamento che spesso non viene da dentro ma viene dall'esterno della montagna. Oppure anche all'idea della montagna incontaminata che a sua volta rischia di diventare un modo per poter promuovere dei processi di sviluppo che non sono sempre compatibili con appunto l'utilità sociale locale. Oppure l'idea di montagna come playground, come luogo di divertimento, e anche questo sappiamo benissimo come è stato uno stereotipo che ha ovviamente portato dello sviluppo in certi casi, ma ha anche danneggiato le comunità di montagna in molti altri. Insomma, quando la montagna è schiacciata, dall'idea di montagna è schiacciata da questi stereotipi, il rischio appunto che venga concepita come una sorta di riserva, una riserva di materie prime, di acqua, di energia, di biomassa, di natura, anche di servizi ecosistemici. E invece l'idea di presentare la montagna come una montagna che produce e dove i produttori abitano e costruiscono comunità, credo che sia relativamente, insomma, diciamo, rivoluzionaria, o almeno che tenti di portare una rivoluzione nel modo con il quale appunto guardiamo questi territori. D'altra parte sappiamo che negli ultimi anni l'attenzione mediatica di cui si parlava in realtà accompagnata e forse anche in qualche modo nutrita, se vogliamo, da un'importante crescita dell'interesse scientifico nei confronti della montagna e da un'importante crescita anche, diciamo, dal punto di vista delle politiche specifiche che si sono interessate di montagna in questi ultimi anni. Allora, è vero che questa idea della centralità della montagna, di cui accennava il professor Pascolini, che è emersa con forza nella Carta di Camaldoli, nel manifesto di Camaldoli, è un'idea che ha delle radici in precedenza, che affondano ancora negli anni 90, quando si era cominciato a parlare della montagna come risorsa, insomma, quando il tema della sostenibilità e della coesione territoriale aveva messo in luce l'importanza di questo territorio all'interno del continente europeo. Però è anche vero che di fatto operativamente questo tema della montagna centrale sicuramente si è sviluppato molto di più negli ultimi anni, ha avuto, diciamo, come proprio un boom, se vogliamo, nell'ultimo decennio. Ecco. E, come dire, se penso a quella montagna, quella che ci raccontavamo all'epoca, era un po' la montagna di Werner Betzing, vi ricordate? Quella dei contrasti, stretta tra declino e ipersviluppo, in cui l'obiettivo minimo era sostanzialmente quello di cercare una forma di equilibrio, e forse era il massimo a cui si poteva tendere. Ecco, invece negli anni più recenti alcuni fattori, anche come dire globali se vogliamo, hanno sicuramente influito nel modificare questa idea di montagna che abbiamo, che ci facciamo, sia come dire, abitandoci sia frequentandola dall'esterno. E direi che proprio tra gli ultimi sono arrivati certamente l'aumento della consapevolezza relativa agli effetti dei cambiamenti climatici, da un lato, e quindi insomma penso anche a chi dice le montagne diventeranno impossibili da abitare, le pianure diventeranno impossibili da abitare, rifugiatevi in montagna, e poi la pandemia che ha fatto sicuramente riconsiderare il modello di vita e anche i modelli insediativi che sono stati proposti nei decenni precedenti. Quindi alcuni concetti come la densità e la iperconnessione e la velocità di colpo sono stati riconsiderati, ecco, durante la pandemia. Io non so se questo poi avrà degli effetti duraturi, ma sicuramente ci è servito come momento di riflessione. Allora, la montagna da luogo marginale diventa una nuova centralità, ma questo ha solo effetti positivi oppure dobbiamo interrogarci anche sui rischi che questo può comportare, sul rischio che la montagna non diventi solo semplicemente nuova centralità, ma anche un territorio di conquista da parte di interessi esterni,
come dire, richiamando un possibile approccio neocoloniale di cui possiamo vedere anche oggi in questo momento storico, insomma, di diversi scenari. Ecco, noi geografi, mi viene da dire, osserviamo questi processi, li osserviamo a scale diverse, in territori diversi, li osserviamo nelle pratiche, sul campo, ma li osserviamo anche nei discorsi. E devo dire che questa osservazione non è astratta, non è inutile, perché appunto nutre e, come dire, cerca di smontare questi stereotipi di cui vi parlavo. Dobbiamo combatterli, insomma, questi stereotipi. Penso che sia un nostro obbligo di studiosi. Ecco, a me sembra che gli studiosi che hanno scritto nel libro hanno proprio cercato di fare questa operazione, cioè di combattere gli stereotipi, documentando con uno sguardo attento e consapevole, che si è nutrito in moltissimi casi, lo vedrete insomma quando leggerete i saggi, dell'ascolto degli attori che direttamente sono coinvolti nelle produzioni, i montanari che producono, i montanari vecchi e quelli nuovi, con le loro fatiche, i successi, i problemi, i desideri e anche i sogni che le loro produzioni in qualche modo concretizzano, no? In oggetti, in beni materiali. Ecco, gli autori documentano un modo vivo di abitare in montagna, di produrre, un modo che si rinnova e si muove in continuazione, che vibra di voglia di riscatto, se vogliamo, e che concretamente sta costruendo in effetti una montagna del futuro che si sta costruendo già oggi. D'altra parte, altri autori invece leggono le politiche, gli strumenti di governo sempre alla luce di queste conoscenze situate, perché penso che, e qui ringrazio veramente la professoressa Compagno per queste parole sulla specificità delle montagne, sulle 1001 montagne, che sono importantissime perché non possiamo mai generalizzare quando parliamo di montagna. È veramente impossibile, perché la montagna al suo interno è estremamente diversificata e abbiamo bisogno, uno dei modi per combattere gli stereotipi è quello di osservare da vicino le situazioni diversificate che ci sono, valle per valle, mi viene da dire. Ecco, io credo che appunto questa conoscenza situata sia quella che poi porta a proporre certi concetti che emergono nel libro. Penso, per dirne solo uno tra i tanti, insomma, l'idea di metro montagna che De Matteis ha suggerito molti anni fa, ma che riprende in questo contributo e aggiusta e perfeziona, se vogliamo, all'interno del tema della produzione. Mi avvio verso la conclusione, ho perso un po' il tempo, per cui scusatemi se mi sto dilungando, ma chiuderei con un esempio, perché un esempio che mi sta a cuore, perché uno dei temi che già nel convegno è proprio emerso come posso dire, con prepotenza, se vogliamo, forse al di là anche delle nostre aspettative, è quello che riguarda la sfera dell'agricoltura, il tema del primario già richiamato. Questa è sicuramente una delle attività dalle quali emergono i maggiori stimoli nella direzione della montagna attrattiva, che è poi il tema su cui lavoreremo durante il prima. Io proverei, scusate, a ricollegarmi al video, vediamo se dura, perché mi dispiace come dire, che voi vediate uno schermo nero che parla, è una cosa triste. Allora, agricoltura. Molti sono i saggi che si sono occupati di questo tema nel volume, saggi che osservano diversi microcosmi, si passa dai formaggi e le carni delle valli piemontesi alle allevatrici del Trentino, agli agricoltori delle Dolomiti, alla viticoltura eroica, e tutti questi attori vengono osservati nei loro rapporti anche problematici molte volte con la produzione, con il mercato, con il territorio in cui sono attivi. E ovviamente mettono anche in luce sia le criticità che le potenzialità dei dati che si possono leggere alla scala nazionale e anche agli effetti delle politiche, molte politiche settoriali che sono state rinnovate in questi ultimi anni. Adesso il Covid forse ha rallentato un po' i tempi di ricaduta di queste politiche sul territorio, ma nei prossimi anni io penso che potremo cominciare a fare dei bilanci, non so, penso alla legge sull'etichetta dei prodotti di montagna, penso alla nuova legge forestale, alla strategia di cui si è parlato poco fa, penso anche alle grandi politiche europee appunto, di cui potremo vedere i risultati nei prossimi anni. Certo che, sempre per tornare al Betzing, penso che l'agricoltura di montagna, tutta questa attenzione verso l'agricoltura di montagna fino a un decennio fa fosse veramente impensabile. Chi avrebbe dato credito a Betzing quando nei primi anni 2000 parlava dell'agricoltura come fattore chiave del futuro delle Alpi? Eppure oggi il cambiamento climatico che alza i limiti altimetrici della vegetazione, la ricerca di terre fertili non inquinate e disponibili e perché no anche l'arrivo dei nuovi abitanti
Ecco, insomma, l'agricoltura di montagna sta cambiando e sta attirando molti nuovi attori, produttori che si misurano con questa dimensione. Io ritengo che questa sia una grande fortuna, un grande momento di estremo interesse per chi si occupa di montagna e per chi ci vive, perché cioè il fatto che il potenziale agricolo della montagna italiana venga riscoperto e questo possa portare appunto a un cambiamento dell'idea che ci facciamo della montagna proprio sul piano della produzione. Certo che però è un processo che va osservato con attenzione, è un processo ancora pochissimo conosciuto, poco monitorato e le cui conseguenze non sono ancora chiare, non sono ancora effettivamente ben definite, non è neanche facile, come posso dire, fare delle previsioni precise su quello che potrà avvenire. E quindi è necessario investire in monitoraggio, vigilare perché questo processo funzioni veramente, perché ovviamente questo processo non diventi l'ennesimo processo di colonizzazione di tipo esogeno, ma che invece sia promosso e vada appunto a costruire quel capitale locale di cui si parlava in precedenza, perché anche non spenga l'entusiasmo che gli autori del volume hanno registrato presso i produttori che hanno intervistato, che hanno ascoltato. Io penso che tutto questo sarà un po' il tema del programma di interesse nazionale, del progetto di interesse nazionale, il PRIN, di cui Mauro Pascolini parlava in apertura. Preannuncio insomma che ci sono diverse unità al lavoro sia sulle Alpi che sugli Appennini che in qualche modo muovono proprio in questa direzione, cioè quella dell'osservazione a diverse scale e della raccolta di dati e di esperienze anche alla scala ravvicinata per poter poi dare dei suggerimenti appunto a chi scrive le politiche e quindi a chi dovrebbe essere assolutamente perfettamente informato dei processi che sono in corso per poter elaborare delle strategie il più possibile vicine alle esigenze dei territori. Ecco, non vorrei dire altro, sono veramente molto contenta della partecipazione molto elevata a questo incontro e passo la parola al collega Mauro Marzo che appunto parlerà invece della dimensione progettuale che è stata affrontata da molti. Grazie a Viviana, grazie a Mauro Pascolini e grazie a coloro che mi hanno preceduto per i loro interventi che sono stati seminali anche rispetto a quanto dirò io. La montagna che produce, intanto il titolo era stato una discussione all'interno del comitato scientifico per lo più composto da geografi, nel senso che si tendeva a limitare il campo di indagine da offrire ai relatori da presentare nella call, ma contemporaneamente analizzare un aspetto che ritenevamo che il comitato riteneva in qualche modo fondante di un nuovo sguardo da gettare sulla montagna. La produzione, e parlo da incompetente, la produzione evidentemente può essere un campo di indagine estremamente importante che ha a che fare con i macrosistemi, i grandi cambiamenti epocali che riguardano il modo di produrre merci e servizi, può avere a che fare con i mutamenti delle forme della produzione, può avere a che fare con gli abbandoni di forme produttive ritenute in qualche modo vetuste, ma può significare anche, e in qualche area montana questo si inizia a registrare, la presenza di nuove popolazioni che vengono a produrre e che vengono ad abitare quei luoghi. Tutte queste modalità diverse di affrontare il tema della produzione possono essere a loro volta immaginate, lette attraverso grandi dati quantitativi, quelli che offre la demografia, quelli che offre la economia, che sono spesso anche importantissimi per le decisioni che vengono prese dagli enti di governo dei territori. Esistono tutta una serie di teorie, quelle qui ben rappresentate dai geografi, ma esistono anche quelle esplorazioni progettuali che sono le competenze che qui oggi io mi pare in maniera unica rappresento, date dagli architetti. Quello dell'architettura, è un sapere molto debole.
nel senso che intanto la nostra disciplina è una disciplina che da un punto di vista accademico ha tempi estremamente recenti. 1925 è la prima facoltà di architettura in Italia alla Sapienza, nel 26 l'Università IUAR di Venezia, allora Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Quindi il nostro statuto disciplinare è estremamente giovane, però penso che ragioniamo su questioni che in qualche modo possono interloquire. D'altra parte, un po' presuntuosamente dico che il nostro è un sapere debole, ma le nostre competenze sono necessarie per chi intenda lavorare nei territori, valorizzarli, modificarli e anche renderli produttivi, perché laddove si produce c'è bisogno di dare forma al territorio. Allora, in maniera molto sintetica, perché penso che si siano dette cose estremamente interessanti sulle quali forse vale la pena avere tempo di approfondimento, parto da 3 suggestioni che fanno riferimento a parole dette da Marco Bussone e da Cristiana Compagno e da un'azione che Mauro Pascolini ha compiuto all'inizio di questo collegamento. Aveva alle sue spalle una delle vetrate del cotonificio veneziano, luogo di produzione a Venezia, abbandonato, trasformato in sede universitaria, e qualcuno, forse Dario Bertocchi, diceva quella è la baia, eccetera, eccetera. Benissimo, a me è venuto in mente che quando Mauro ha posto sul suo sfondo l'immagine estremamente bella, con un prato assolato, ma le cime piene di nubi, mi è venuto in mente che aveva rovesciato un po' il punto di vista, quindi non più laguna, ma montagne. 1500 Jacopo de Barbari compie una straordinaria operazione e rappresenta Venezia attraverso un disegno estremamente dettagliato, ancora utilizzato dagli storici per verificare quale forma avessero gli edifici in quel preciso anno. Rappresenta in maniera meno dettagliata la laguna, che non è come dire, l'oggetto della sua attenzione, ma sullo sfondo rappresenta le montagne. E possono essere riconosciute le cime, possono essere riconosciuti i passi, con grande attenzione, a testimoniare non tanto la sua sensibilità di disegnatore, osservatore della cosa reale, quanto anche quella sensibilità tutta economica, evidentemente, che la Repubblica di Venezia aveva nei confronti delle montagne. È possibile, citando quei cambiamenti climatici che sono intervenuti nel discorso di Marco Bussone, che in un futuro, ci auguriamo molto lontano, il punto di vista di una rappresentazione potrebbe essere veramente rovesciato dalle Dolomiti verso l'Adriatico, un Adriatico forse, chissà, speriamo di no, ampliato nelle sue dimensioni. Dicevo, tengo insieme queste cose perché mi hanno fatto molto riflettere. Seconda questione, posta da Marco Bussone, proprio in conclusione del suo intervento. Non Borghi come resort, diceva, non solo luoghi di destinazione turistica. È evidente, ritornava anche nelle parole di Viara Ferrario, che questa operazione è spesso successa e comunque è sempre incombente in qualunque decisione venga presa, talora lontano dai territori, da parte di chi si occupa di conduzione, decisioni, di assumere tutta una serie di decisioni che influiscono sul futuro dei territori. E mi è venuto in mente che noi architetti ci occupiamo di forma, e lo dico senza nessun giudizio negativo sulla parola forma. Secondo uno studioso spagnolo che si chiama Carlos Martí Ariz, la forma può essere intesa sia come struttura, quindi come essenza costitutiva dell'oggetto, e qui si fa riferimento agli aspetti sintattici della questione, sia come figura, quindi ciò che appare dell'oggetto, non che ciò che necessariamente l'oggetto è. E quindi lì si fa riferimento a tutti gli aspetti semantici. Ebbene,
se l'attenzione di Marco Bussoni in conclusione del suo intervento era un invito a far sì che quelli che si chiamano borghi o che si potrebbero chiamare in un'altra maniera non diventino solo resort, penso che voglia significare in qualche modo stiamo molto attenti a non trasformare in figure questi luoghi, perché questi luoghi sono anche strutture. Giustamente Cristiana Compagno ci racconta delle grandi questioni dell'economia classica e del modo in cui quelle questioni, e passo quindi al terzo punto, vadano declinate rispetto ad un territorio specifico che è quello della montagna, introducendo la questione contestuale che per me come architetto è importantissima, nel senso che gli architetti in generale, esistono varie modalità di approccio al progetto e ai luoghi e alla trasformazione dei luoghi, ma molti, soprattutto quelli italiani, soprattutto quelli formati nel contesto veneziano, ritengono che un progetto non possa essere immaginato indipendentemente dal luogo per il quale esso è immaginato. La questione quindi del contesto più che dello spazio, del luogo più che dello spazio, diventa per noi fondamentale. Ora, quei luoghi in cui si producono beni e servizi sono evidentemente inscindibili dalle specificità, dai caratteri ambientali, morfologici, per quella stessa produzione, ma sono inscindibili anche da quei caratteri per le questioni figurative che tendevo a sottolineare prima, a testimoniare che il progetto di architettura alle sue varie scale, da quella territoriale, il progetto in generale alle sue varie scale, da quella territoriale a quella architettonica, a quella addirittura del design, non può prescindere da quella necessaria attenzione alla questione della struttura, dove per struttura faccio riferimento alla forma dell'insediamento, alle modalità in cui delle case si insediano su un declivio, al modo in cui una strada si inerpica lungo una montagna, sui bordi di una montagna, ma faccio riferimento anche al modo attraverso cui si conducono dei pascoli oppure si tengono dei campi. Tutto ciò determina evidentemente, che è struttura, tutto ciò determina evidentemente anche una figura, cioè un modo dell'apparire di quei luoghi. Ora, il progetto di architettura che noi possiamo immaginare per il futuro delle nostre montagne è un progetto che deve tenere bene a mente queste questioni e anche l'equilibrio difficile da mantenere tra esse. Non possiamo immaginare che la montagna diventi solo resort, solo figura, solo immagine di se stessa, quell'immagine stereotipata a cui Viviana Ferrario faceva riferimento, ma per far sì che ciò non avvenga bisogna che stiamo molto attenti alla questione della struttura, dove per struttura intendiamo ciò che non è immediatamente percepibile e che pure diventa fondante per il disegno di una nuova immagine della città. In tutto questo rientrano solo questioni figurative, solo questioni spaziali, nel nostro lavoro di architetto intendo? Pensiamo di no, nel senso che la questione del tempo è anch'essa imprescindibile. La morfologia dei territori montuosi fa sì che 50 km in linea d'aria possano richiedere anche svariate ore per essere percorsi. È una questione della quale qualunque progetto che intenda ragionare sulla viabilità in montagna deve assumere come punto di partenza. Bisogna immaginare che in certi casi la lentezza sia evidentemente un elemento da tenere in considerazione in misura positiva, e contemporaneamente un altro aspetto diventa importante. Il fatto che lo stesso progetto non può essere inteso come una cosa che si consegna con un progetto ed esecutivo, con delle tavole esecutive, ed è di per sé concluso. La montagna stessa richiede progetti particolari, come richiede approcci dell'economia particolari. Il nostro progetto per la montagna non può che essere processuale, cioè un progetto che in qualche modo si trasforma da atto di ideazione, di elaborazione in sé concluso, in un processo che viene portato avanti con coloro che rappresentano da un punto di vista
politico e di governo il luogo, ma anche insieme alle popolazioni che vi risiedono. In qualche modo non parlo di autocostruzione, ma di una idea condivisa di progetto. E qui chiudo. Grazie Mauro per il tuo contributo che è andato a arricchire angoli, prospettive diverse. Innanzitutto ti consolo perché conoscendo qualcuno dei presenti c'è anche qualche altro architetto e quindi non sei solo. La sostituzione della visione del sole che tramonta alle mie spalle è dovuta che altrimenti non vedevo il video e quindi è colpa di Viviana che ha posizionato la sua scrivania in maniera diversa. Colgo l'occasione per salutare Beppe De Matteis che ci ha raggiunto, che credo che per noi geografi sia un punto di riferimento assolutamente importante e fondamentale sui temi della montagna. Mauro, anche per molti architetti De Matteis è un punto di riferimento, e urbanisti è un punto di riferimento inevitabile. Ecco, vedi che quindi abbiamo questa matrice. Ringrazio, ma non esagerate, per favore. Allora, come dicevo, noi tendiamo a essere abbastanza puntuali in questo divagando per i diversi motivi. Io farei un piccolo cambiamento alla scaletta chiedendo ai presenti se ci sono domande in maniera di poter fare delle domande e poi darei a Marco Bussone e a Cristiana Compagno la parola per le riflessioni conclusive o per alcune considerazioni che sono emerse dagli interventi. Quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire, che vuole porre delle questioni, fare delle riflessioni, alzi la mano, accenda il microfono, faccia qualcosa. Solo una piccola cosa, cioè Marco in realtà ha un'altra riunione importante adesso, quindi non so se magari non volevo abusare, il mio è un saluto e un ringraziamento. Abbiamo un incontro con un gruppo di parlamentari sul PNRR, come sapete, molti sanno, abbiamo anche avviato un po' di mobilitazione, come dicevo già nel primo intervento, per dire come vorremmo il PNRR, lo sa bene Giuseppe De Matteis, che saluto e ringrazio. Ciao Beppe, per stare in quella logica metromontana che lui ha descritto, provare a superare le sperequazioni ed evitare che il PNRR ne crei delle nuove, perché tutto quello che veniva detto finora, con uno sguardo che io ritengo accademico ma allo stesso tempo molto concreto, ed è quello che serve, no? Uno sguardo alto, capace di visione, di carico di cultura, di impegno accademico, ma poi capace di dare delle risposte come fa la rete ai territori, anche agli amministratori locali. Ecco, dobbiamo evitare insieme, ed è questo quello che tra virgolette vi chiedo, di lavorare insieme per evitare, ciascuno dal suo punto di osservazione, di impegno, che le nuove risorse generino nuove sperequazioni. Oggi c'è una polemica sui giornali non banale, non derubricabile a mio giudizio, tra il sindaco di Milano e la ministra della coesione e del sud, sul fatto che le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, piuttosto che altre risorse, andrebbero più al sud che al nord. È una polemica non certo che ha inventato Beppe Sala in queste ore, però è un segno di una necessità di ripartire dalle geografie. Non so se Beppe è anche d'accordo, cioè le geografie non sono un elemento residuale nell'investimento e nella spesa, eppure il paese si è dimenticato come è fatto e si è dimenticato che una questione meridionale non può che essere accompagnata anche da una questione settentrionale, ovvero da una questione alpina, piuttosto che da una questione appenninica, perché il manifesto di Camaldoli nasce nell'Appennino e non nasce per caso lì, nel porre alcune questioni da lì, con la storia di quel luogo che ci portiamo dietro e ci orienta.
Dunque io credo che al netto appunto delle polemiche politiche, giornalistiche, intendiamole come vogliamo, abbiamo una sfida enorme nel importare risorse e usarle per un riequilibrio, che non è solo risolvere delle disuguaglianze sociali. In passato l'abbiamo un po' buttata sulle disuguaglianze sociali da colmare. Io non credo che noi siamo tanto diversi perché abitiamo in un territorio montano o nei piccoli comuni d'Italia, forse siamo più uguali di altri, ma bisogna evitare che le politiche siano troppo uguali e che non riconoscono le differenze, le specificità. Io in questo ci metto la mia organizzazione che presiedo pro tempore per fare un lavoro di impegno e sensibilizzazione. Anche nei confronti del governo, del Parlamento, le persone che vedrò tra poco sono disponibili, hanno già dimostrato la loro disponibilità quando hanno ad esempio varato, come dicevamo, il testo unico forestale, la legge sui piccoli comuni, nella legge di bilancio 2022 ci sono delle misure per i territori. Ecco, poi orientarle ed evitare che generino nuove sperequazioni mi sembra che sia particolarmente importante affinché la montagna possegga quel ruolo produttivo. Non vorrei che ancora una volta, per effetto di qualche dimenticanza da parte nostra, prevalesse il ruolo esclusivamente protettivo dell'Oasir e della Wilderness che, come Beppe con Annibale Salsa e tanti altri amici comuni, ripetiamo che non è quella la visione che vogliamo, perché il pascolo che ha una determinata capacità di azione e una determinata valorizzazione determina posti di lavoro, determina impresa, determina presidio e famiglie che rimangono, così come gli asili. Io insisto molto sugli asili nido perché l'ho vissuta sulla mia pelle insieme al presidente di UNCEM Piemonte Roberto Colombero. Siamo padri da poco tempo e abbiamo vissuto cosa vuol dire avere un asilo nido a 10, 15, 20 o 30 chilometri di distanza, ed è uno dei fattori su cui mi batto, perdonatemi se la butto così e la concludo così, perché avere dei servizi adeguati a partire dagli asili nido è un fattore determinante affinché la famiglia rimanga e decida di fare lì impresa e produzione. Grazie di cuore e perdonatemi se vi lascio, diffonderemo in tutti i modi. Grazie a te Marco anche di questo ultimo intervento e sicuramente terremo presente il tuo invito e saremo insieme nel proseguio di questo nostro impegno per la montagna. Grazie ancora di aver ritagliato del tempo per noi. E io direi allora, ciao, direi allora anche per par condicio e anche per arricchire un po', io darei la parola a Cristiana se vuole aggiungere qualche riflessione anche su queste ultime parole di Marco Bussone. Sì, senz'altro. Ho trovato molto interessante questo incontro, spunti diversi, spunti interdisciplinari che consentono davvero di capire meglio la questione della montagna. L'ultimo intervento di Bussone pone al centro una questione importante, cioè quella delle disparità, quella delle ineguaglianze territoriali in questo caso. Disparità non solo tra nord e sud, ma tra montagna e pianura e all'interno, no, della stessa pianura e della stessa montagna. Ora, il tema della spesa efficiente, spesa buona e spesa progettuale della montagna ovviamente è molto importante in questo momento. Ribadisco il concetto che la montagna non è residuale, non è una pianura mal riuscita, non ha bisogno di assistenzialismo, ha bisogno di approccio scientifico, iniziative, investimenti, progettualità. Di questo ha bisogno la montagna. Una montagna sana genera una pianura sana, una montagna rispettosa dell'ambiente evita problemi ambientali. Insomma, è un appello e un grido di noi montanari o di noi studiosi della montagna di entrare attivamente nel dibattito politico e nel dibattito delle stesse comunità. Cioè il disegno di una nuova montagna
una montagna ripopolata è come, una montagna produttiva è come, deve nascere da un disegno della comunità che non deve essere espropriata della propria identità, della propria lingua, delle proprie tradizioni, ma deve ibridarsi e progettare un nuovo modo di essere. Quindi questo è l'appello, e andiamo anche come studiosi, io e Mauro lo facciamo e lo faremo presto, dentro queste comunità, cercando di capire e ascoltare e dare un contributo positivo per le loro progettualità. Grazie davvero a tutti. Grazie Cristiana, io chiedo, abbiamo ancora qualche minuto di tempo, abbiamo Cristiana, abbiamo Viviana, c'è Mauro Marzo che ha fatto un intervento in cui ha aperto una serie di questioni. Se ci sono delle domande, se ci sono oppure degli interventi prima di arrivare alla chiusura. Ricordo ancora che il libro è scaricabile, poi risolveremo se c'è qualche difficoltà. Dico che per chi ama ancora la carta può mandare una mail al sottoscritto mauro.pascolini@uniud.it e avrà in cambio mezzo chilo di libro o quasi un chilo di libro, perché abbiamo copie cartacee. E vorrei ricordare come Rete Montagna che stiamo lavorando a progettare il nuovo convegno che pensiamo di riuscire a fare in autunno in presenza, ma vi terremo assolutamente informati su questo. Quindi se c'è qualche domanda o qualche intervento, prendete la parola. Davide, ecco, la parola a te. Grazie. Grazie degli contributi che sono stati dati, veramente degli ottimi spunti di riflessione che mi hanno fatto rivivere il momento del convegno e rimotivare il desiderio di ritornare su quei contenuti. Io volevo farvi a tutti una domanda un po' di carattere provocativo e molto aperta in una visione più di lungo periodo sul futuro della montagna. E la domanda parte dalla constatazione che abbiamo tutti ben presenti degli obiettivi strategici di sviluppo della nostra economia, dell'economia dell'Unione Europea, che sono quelli della decarbonizzazione e in genere della bioeconomia. Ecco, decarbonizzazione io penso che la dobbiamo interpretare non soltanto nella logica del annullare, ridurre in maniera estremamente significativa il consumo di energia fossile, ma anche di materiali di origine fossile, anche di prodotti e addirittura anche di materie prime rinnovabili ad fortissima intensità energetica. Penso per esempio cemento e acciaio. E vengo dunque alla domanda. Io sono preoccupato perché penso che se saremo coerenti, io spero che lo siamo, coerenti con questi obiettivi, ci sarà una domanda di terra e anche quindi di terra forestale e di terra di montagna estremamente significativa. Cioè voi pensate che il 70% dei nostri prodotti tessili sono di origine fossile. Pensate cosa significa sostituire la plastica, scusate, con bioplastica. Pensate al settore edilizio e alla domanda che potrebbe esprimere in termini di uso di biomasse, ma pensate anche alla scarsa potenzialità legata al settore agricolo, perché ovviamente le biomasse significano biomasse forestali, ma significa biomasse agricole, però noi abbiamo e dobbiamo tenere stretto l'obiettivo del mantenimento di una capacità di autoapprovvigionamento alimentare e di mantenere, per tutte le ragioni che qua non tocco, i livelli di utilizzo dei nostri suoli a finalità di produzione agroalimentare. Ecco, in questo campo
pensando ovviamente che il ruolo delle alghe, in genere delle biomasse marine, non può essere particolarmente significativo, io mi chiedo, siamo in grado di immaginare nel futuro quali saranno le ripercussioni per il territorio di montagna di una nuova montagna che deve assumere funzioni produttive? Bene, grazie Davide. Credo che sia un tema, lo terremo buono per il prossimo convegno, per una prossima puntata di Divagando, perché se qualcuno vuole arricchire la tua osservazione, ma credo che sia veramente centrale rispetto alle questioni che tu poni, quelle che possono essere le risposte, che però credo, come diceva Cristiana, vanno affrontate a livello di comunità, a livello di scelta poi più larga di quelle comunità che vogliono darsi o intraprendere dei percorsi verso questi obiettivi. C'è qualche altro intervento, qualche altra osservazione? Se vuoi, Mauro, intanto che aspettiamo Sì. che i convenuti ci facciano coraggio, io rispondo con una battuta a Davide, cioè rispondo, è chiaramente una provocazione, quindi rispondo fino a un certo punto, ma ti posso dire che appunto da geografa osservatrice, io devo dire che sono già diversi anni che sto notando una serie di piccoli indizi di una sorta di criticità che si sta sviluppando, secondo me, proprio nell'accesso alla terra. Se fino a 10 anni fa c'era un problema di abbandono delle terre e ancora oggi ne vediamo gli esiti, insomma, no, di questo lungo processo di abbandono delle terre agricole, in realtà oggi possiamo notare i primi indizi di un conflitto per l'accesso alla terra anche in montagna. E questo secondo me è il rischio che corriamo proprio, corriamo il rischio che si intensifichi moltissimo proprio con i processi di cui stai parlando tu. L'unità di ricerca che coordinerò sul PRIN proverebbe a lavorare proprio su questo, cioè sul fatto che su come l'agricoltura di montagna si sta trasformando e si trasformerà ancora di più in futuro, proprio perché la montagna in questo momento è anche vista come una riserva di terra agricola per tanti motivi, tanti utilizzi possibili, uno dei quali è sicuramente, è possibile che sia anche veramente in grande scala, è quello appunto della sostituzione di certe produzioni che oggi non possiamo più permetterci, oggi e nel futuro non potremo più permetterci di fare con combustibili, cioè diciamo con le materie fossili, con le materie prime fossili. Quindi questo sicuramente, grazie dello spunto, lo introdurremo nella nostra scaletta di ricerca dei prossimi 3 anni, e anzi sai che sei super benvenuto se vuoi collaborare e contribuire a questo sforzo. Bene, allora... volevo dire una cosa. Sì, volevo solo richiamare quanto dicevi, Mauro, per il prossimo convegno di Rete Montagna, specificando che l'avremmo previsto il 14-15 ottobre oppure 21-22 ottobre 2022 e l'avevamo configurato come una continuazione di quanto è stato detto oggi, cioè della montagna che produce. Mi pare che tutti gli argomenti, io sono molto contenta di come è stata fatta la presentazione oggi pomeriggio, mi pare che tutti gli interventi che sono stati fatti riempiano di contenuti quelle intuizioni che avevamo avuto nell'ideare il nuovo convegno di Rete Montagna, Next Generations in the Mountains, con varie sessioni. Ecco, e poi aggiungo che eventualmente chi volesse avere una cosa molto pratica, chi volesse avere il volume, lo può mettere a disposizione anche la Fondazione Angelini, che fa da segreteria, e tutto quello che serve, ecco, è a disposizione. Grazie. Quindi se non c'è altro, ringrazio come al solito Andrea Guarana e Francesco Visentin, che sono i registi dell'iniziativa, e ringrazio tutti gli intervenuti, gli amici e i compagni di viaggio di Rete Montagna. Finalmente abbiamo oggi, con degli interventi veramente di altissimo livello, estremamente stimolanti, dato il via dalla laguna verso il Comelico e dalla laguna
come faceva la Serenissima in tutto il mondo noto e ignoto, a questo importante libro sulla montagna. Grazie ancora e buona serata.